Buon pomeriggio dal Palasport di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in cabina di commento per seguire le seconde partite, le seconde gare, visto che ieri abbiamo seguito le finali di Coppa Italia di Serie D, e stiamo parlando di pallavolo naturalmente maschile e femminile, per delineare i campioni regionali per quanto riguarda appunto la serie. Oggi scendiamo di categoria e passiamo alle divisioni e quindi si andrà a decidere quale delle squadre che vedremo quest'oggi andrà avanti nel cammino per continuare naturalmente il proprio cammino in questa manifestazione e non solo naturalmente. Di fronte ci saranno la SD Volley Rosà Vicenza e la Chione di Padova. E sono due squadre che, da quanto abbiamo visto nella preparazione alla gara, nel riscaldamento, insomma, penso che avremo modo di assistere ad una buona gara, ad una bella gara, ci auguriamo naturalmente. Il Volley Rosà con un sestetto che ci è stato già comunicato e che allora andiamo a vedere e a leggere prima di ascoltare dalla voce dello speaker lo starting 6 o lo starting 7 come preferite di partenza. Il Volley Rosà manderà in campo questa compagine, questi 6 con il libero, quindi questi 7 giocatori, con il numero 3 Nicolò Visentin, con il numero 5 Davide Tosin, con il numero 7 Matteo Cortese, che è il capitano della squadra tra l'altro, con il numero 27 Andrea Marazzato, con il numero 34 Matteo Sant'Arcangelo, il libero sarà Gabriele Ferraris con il numero 36 e poi a chiudere il numero 77 Mattia Gabrielli. In panchina con il resto del roster, scusate il gioco di parole, il primo allenatore Massimiliano Marchetto e il secondo allenatore Gianni Fietta. Le squadre stanno entrando in campo per posizionarsi una davanti all'altra per dare inizio poi alla gara, al match. Il Chione Padova, che è in pratica vivaio della prima squadra che milita in Serie A1 maschile, manda questo sestetto, questo libero poi, quindi per il 7, il numero 7, questi giocatori, con il 25 Francesco Bergamasco, che è anche il capitano della squadra, con il 26 Matteo Sartore, con il 28 Giovanni Favaro, con il 34 Luca Stregliotto, con il 40 Giulio Benettazzo, con il 41 Matteo Vigato e con il 42 il libero della formazione Marco Geron. Questo lo starting 6 o 7 di partenza. Il primo allenatore è Alice Biasini, il secondo allenatore è Luca Beccaro. Arbitreranno l'incontro e li abbiamo appena visti presentati al pubblico presente qui alla Palasport di Pieve di Soligo. Il primo arbitro, che sale adesso sul seggiolone, è Pietro Bottin. Il secondo arbitro opposto alla tribuna è Francesco Cecconi. Al tavolo per quello che concerne naturalmente il tenere fede alla gara e controllare il tutto ci troviamo con Beatrice Trabuio. Questo la nostra presentazione per quanto riguarda le squadre che entrano in campo, come vi dicevo prima, con lo starting 6 o se preferite lo starting 7 di partenza. Questo per quanto riguarda il Chione Padova, che viene presentato per primo. Per chi ha seguito le telecronache di ieri pomeriggio, oggi è un pochino più fortunata nella prima partita, nella prima gara, perché queste vetrate con il sole che c'era ieri dava parecchio fastidio alle nostre telecamere. Speriamo che oggi visto che il tempo è con il sole velato e nascosto, speriamo che si possa vedere un pochino meglio per quanto riguarda questa prima partita, che inizierà alle 15:30 come da orario concordato. Poi a seguire, dopo la sanificazione del palazzetto e dopo la sanificazione delle attrezzature, la seconda gara, che vedrà di fronte due formazioni appunto del settore femminile.
Una partita che sta per prendere il via e allora ci auguriamo naturalmente di vedere della buona pallavolo. La Chionie Padova gioca con il doppio libero e c'è subito la possibilità da parte del suo tecnico Alice Biasini di scambiare 4 chiacchiere proprio prima di iniziare il match con i suoi giocatori. Ecco che entra anche il libero, quindi 7 sul terreno di gioco. Adesso esce naturalmente per il giro del libero immediato per quanto riguarda il Chionie, mentre dalla parte opposta si parte con i sei regolarmente in campo, compreso appunto il libero. E allora andiamo a seguire questa gara. La prima palla, la prima battuta è per il volley Rosà e allora buon gioco a tutti, andiamo a seguire. Prima palla che viene ricevuta bene dalla formazione del Chionie, che poi subisce però il primo muro con ben piazzato Sant'Arcangelo e Cortese, il capitano, che mette a terra il primo punto per la formazione di Vicenza. Seconda battuta per ancora volley Rosà, buona stessa posizione, ricezione uguale e altrettanto però adesso è buono il primo attacco dal centro che fa mettere giù il primo pallone, il primo punto alla formazione del Chionie. Va in battuta Matteo Sartore, uno dei due palleggiatori, come vi dicevo prima. Matteo Sartore e Giovanni Favaro sono i due palleggiatori che giocano, appunto aiutato dal nastro. La palla passa, può attaccare e contrattaccare la formazione del Rosà, può adesso partire con questo diagonale che va a mettere a terra il pallone con Bergamasco. Francesco Bergamasco che va a mettere a terra il pallone e dà il punto numero 2 al Chionie che va in zona battuta. Ricezione un po' difficoltosa da parte del libero della parte opposta di Ferraris, poi in qualche maniera si salva e gira bene. Nicolò Visentin va a prendersi con questo diagonale che vediamo in questo nostro primo replay, eccolo lì, buono, tenuto stretto, buono il movimento ed è ancora situazione di parità, 2-2 tra volley Rosà e Chionie Padova. Buona la battuta, può rigiocare adesso, può attaccare, contrattaccare, il muro funziona ancora ma palla fuori questa volta e quindi sorride il punto al Chionie Padova che si porta sul 3-2 e andrà in battuta con Francesco Bergamasco. Ecco la battuta di Bergamasco, lunga, sfila lunga, nulla da fare. 3-3, pareggio di nuovo, punto a punto in questi primi frangenti di gioco, naturalmente con il tecnico Alice Biasini in piedi proprio sulla linea per supportare i propri ragazzi, i propri atleti. Diagonale ancora del Chionie, tentata, palla che però esce, eccola qui che la rivediamo, vedete era buona anche la girata dietro, palla leggermente lunga, nulla da fare. 4-3 per Rosà Vicenza che può provare adesso ad allungare. Buona ancora il muro del Rosà con la impostazione in bugger, poi il tentativo di metterla dalla parte opposta non riuscito e allora ci giocano su questa palla che si gira ancora con Tosin che la offre ancora per il numero 27 Marazzato che si fa parare il tiro, ancora Marazzato, è la terza volta che ci provano a chiudere questo frangente di gioco, palla che stava per cadere poi con qualche difficoltà la palla dalla parte opposta, aiutato anche dal nastro ma c'è qua. Quindi il punto va alla formazione del Chionie che allunga due lunghezze, 5-3 e va in battuta. 4 pari, ecco, se no, c'era stato l'errore perché adesso è buono l'attacco invece del numero 21 del Rosà. Il numero 27, scusatemi, del Rosà, Andrea Marazzato, che ha messo giù questa bella palla
e porta il punteggio sul 5-4 appunto per il rosa, aiutato ancora dal nastro che scaraventa la palla dalla parte opposta, poi prova a spingere con una mezza palletta, non riuscita, ancora Marazzato dalla parte opposta, si prende una murata gigantesca da parte del muro di Padova e c'è situazione di parità ancora. Marazzato abbiamo visto che sarà uno dei giocatori più impegnati in banda, l'ha fatto lavorare parecchio già fin d'ora. Buono il tentativo di Giulio Benettazzo di mettere giù dalla parte opposta la palla e c'è il settimo qui, eccolo qui, vedete, tac, il tocco a rete che permette alla formazione di Padova di andare in vantaggio 6-5, ma è breve il vantaggio perché c'è lo sbaglio in battuta e nuovamente situazione di parità 6-6. Andrea Marazzato alla battuta per il rosa. È buona la ricezione, può provare a giocare, può provare ad impostare questa nuova azione, palla che passa in qualche maniera, Sartore la fa transitare, la fa passare, la vediamo in questa occasione dalle nostre telecamere, è un pallone che sì, 7-6, viene dato il punto naturalmente a Padova. Palla che questa volta invece non passa, la sbaglia Giulio Benettazzo, palla in rete ancora una volta, situazione di parità 7-7, esce il libero su Rosa confortato dal suo tecnico. È buona la battuta perché va a pescare il momento di difficoltà di Marco Geron, il libero del Chione Padova, che si lascia sfuggire questa sbagherata. 8-7 il punteggio con il vantaggio minimo di Rosa che va nuovamente alla battuta. Ancora sul libero che è in difficoltà su queste battute del giocatore del Rosa. Due errori per la formazione di Chione. Gabrielli ancora al servizio, ha avuto un 2-2 per il momento della terza battuta sul 9-7 e ancora va a trovare la deviazione, il tocco malefico di Francesco Bergamasco e allora non può più esimersi dal chiamare il time out il tecnico Alice Biasini, che ferma il gioco, ci vuol parlare sopra e naturalmente vuol vederci chiaro in questo momento di difficoltà per quanto riguarda il Chioni Padova, che ha preso 3 lunghezze di svantaggio, diciamo così, su altrettante, su 2 errori in ricezione del proprio libero che non dovrebbero esserci. Insomma, il libero è messo lì apposta per cercare naturalmente di fare un grande lavoro in azione difensiva e proprio lo ha capito Alice Biasini, ci sta parlando adesso con il suo libero Marco Geron, deve cercare di tranquillizzarlo e poi c'è stato il Leis per un tocco malefico, diciamo così, che non è riuscito a riportare in gioco la formazione del Chioni Padova. Ancora Gabrielli al servizio, ancora si gioca con il tentativo di attacco dal centro, purtroppo non riuscito, non capito, e allora dalla parte opposta ancora la palla che non vuole saperne di passare, l'arbitro però dice che adesso ci può essere il punto assegnato alla formazione 10-8, giro del libero, quindi fuori Geron per quanto riguarda il Chione. Va a riposarsi un attimino, è stato un giro di gioco piuttosto difficoltoso per il giocatore. Buono questo attacco di Nicolò Visentin che mette giù questo pallone, va a prendersi l'11° punto al servizio Davide Tosin, il palleggiatore di Rosa. Tosin al servizio. Sì, ancora in difficoltà la ricezione del Chione Padova, ci prova a chiudere ma non riesce Bergamasco perché spara lungo, spara forte e lungo e termina fuori, con Biasin il tecnico che predica pazienza e tranquillità
non bisogna forzare, non bisogna avere fretta di chiudere il punto. Ecco la palla che arriva sempre lì, in pratica la zona sta massacrando. Sì, c'è il tocco di doppia del palleggiatore del Chionie Padova che ha fatto uscire in malo modo la palla dalle proprie mani, e allora 13° punto per Rosà, che va al servizio. Buona la battuta ancora, con qualche difficoltà si riesce a giocare. Adesso c'è bellissima questa prima palla messa giù, molto bene, guardate la veloce, eccola qui, hop, e arrivo, buono il movimento del braccio e la forza che ha messo il ragazzo per chiudere il punto con tanta rabbia. 9° punto per la formazione di Padova, che però poi si blocca ancora perché non funziona veramente la battuta. Matteo Sartore, anche lui la scaraventa sul nastro e sulla rete, quindi 14-9 per Rosà. Geron questa volta a una mano il palleggiatore, buono, però si gioca dalla parte opposta, può contrattaccare e va a prendersi il tocco a muro Sant'Arcangelo. Va a prendersi il tocco a muro, lo vediamo anche dalla nostra immagine, dal nostro replay, eccolo lì il tocco del muro, e allora ancora Biasin che corre ai ripari perché il momento non è dei migliori in questo primo set. Ha visto la sua squadra andare sotto di 6 lunghezze, 15 per Rosà, 9 per la formazione del Chionie Padova. Sta cercando di tranquillizzare i suoi ragazzi, ne approfittano anche l'aiuto Luca Beccaro per parlare con il libero, dare tranquillità, vi dicevamo, e poi il primo tecnico invece ha parlato con il resto della squadra per chiedere quello che vorrebbe vedere messo in campo. C'è Nicolò Visentin con palla tra le mani, pronto alla battuta per il Rosà sul 15 per chi batte, 9 per chi riceve. Allora la palla adesso in ricezione ancora con qualche difficoltà, poi arriva e lavora bene il muro di Rosà, e qui invece lavora bene l'attacco dal centro della formazione di Padova, che mette a terra il punto, e allora viene a macinare ancora una volta una bella azione proprio dal centro per la compagine del Padova. Bergamasco al servizio, palla brutta questa ricezione, poi in qualche maniera dalla parte opposta ancora Geron con un braccio si salva il Chioné con parecchia confusione, allora può contrattaccare. Ha sbagliato, è un rigore in movimento, sarebbe il caso di dirlo, lo vediamo, troppo facile, vediamo, con sì, tutto o quasi il campo libero, palla che invece sfila a lato andando fuori. 15-11, guadagna qualche cosina, può attaccare e contrattaccare adesso il Rosà, che con il numero 77, con il numero 27 Andrea Marazzato invece va a prendersi il tocco a muro e porta a casa un punto importante. Si va in battuta con il Rosà, Cortese al servizio, il capitano la mette dalla parte opposta, Geron ce la fa a tenerla, poi il lungolinea d'attacco, palla che rimane, palla che va invece fuori, e allora si dovrà riprendere a giocare con un pallone che è uscito tra l'altro, e quindi c'è la sanificazione anche dei palloni, pallone che era uscito dal campo, diciamo così. Allora l'organizzazione ne approfitta per sanificare, un gran lavoro anche questo, perché bisogna essere veramente attenti su queste cose in questo periodo di pandemia. 17-12 ancora, intanto Chioné Padova ne approfitta per rosicchiare un punticino, passa bene sopra il muro e poi non riesce a risollevare il pallone dalla parte opposta. Ancora Padova al servizio, brutta la ricezione, con una mano ci prova ma non riesce a mettere in moto il suo attaccante Davide Tosin, e poi si vede costretto a toccarlo per la seconda volta, e quindi l'arbitro fischia tutto. 17-13
per il primo set che si sta giocando qui al Palasport di Pieve di Soligo. Palla che viene lasciata andare molto attentamente dal numero 27 Andrea Marazzato del Rosà, che la lascia scorrere e se ne va lunga con la possibilità di un altro punto, il punto numero 18, e poi la possibilità per Sant'Arcangelo di andare alla battuta. Sant'Arcangelo è buona, si gioca, prova ad impostare nuovamente, adesso ancora la difficoltà di Rosà di mettere dalla parte opposta, mentre ricucisce il tutto Chione Padova, prova il pallonetto lungo, si prova ancora ad andare, molto bravo il numero 26 Matteo Sartore, uno dei due palleggiatori del Chione, a mettere la palla in precedenza. Lunghissimo scambio, intanto brutta questa palla offerta dal palleggiatore, ancora il numero 27 Andrea Marazzato, cercato moltissimo dal suo palleggiatore. Vediamo se anche questa palla era molto bassa. Adesso fischia l'arbitro perché ha visto qualcosa e quindi ha visto un'invasione di un giocatore del Rosà, e allora chiede lumi anche il tecnico Massimiliano Marchetto. 18-14, scambio lunghissimo con un po' di confusione da ambo le parti, ne approfitta Alice Biasin per dare qualche suggerimento al suo giocatore. Palla buona che arriva ancora per Tosin, che la fa girare sempre sul solito Marazzato. Si gioca il pallonetto, attenzione, un delizioso pallonetto che lasciano cadere i giocatori del Rosà, soprattutto il libero Ferraris, che l'ha guardato insieme al suo compagno. Hanno giudicato fuori il pallone, così non era. 3 lunghezze da recuperare per il Chione Padova, mentre vuole il time out adesso Massimiliano Marchetto, che con il suo secondo Gianni Fietta va a parlarci sopra. Naturalmente a questo momento particolare anche in questo caso per Rosà, partito bene, ha sempre tenuto il bandolo della matassa rimanendo davanti. Adesso sta soffrendo un po' il ritorno di Padova e vedremo quello che succederà naturalmente nei prossimi set. Vi ricordo che si sta giocando il primo set qui al Palasport di Pieve di Soligo per queste finali di Coppa Italia di divisione. Importanti, partite che naturalmente arrivano in un momento della stagione importante e quindi nessuna delle due vuol perdere questa occasione di mettersi in luce. Ancora Marazzato, bravo, un buon giocatore da quello che ha fatto vedere fino a questo punto. Eccolo qui il passaggio buono del suo palleggiatore con Marazzato che non si fa pregare, mette a terra il punto numero 19. 4 lunghezze di vantaggio per la compagine del Rosà. Contrattacco di Padova, buono di Sartore, Matteo Sartore, uno dei due palleggiatori che in questo caso va a schiacciare in diagonale. Trova il varco giusto, la mette giù in mezzo al campo. 19-16, 3 punti di vantaggio ancora per la formazione di Rosà. Marazzato con una ricezione piuttosto particolare, ma ormai questo tipo di ricezioni lo permettono. Gabrielli che poi va a chiudere ricevendo i complimenti anche del suo tecnico. 20-16, 4 punti di vantaggio con il pallone che è fuori dalle balaustre, quindi il pallone che adesso è stato rispedito in campo andrà ad essere sanificato, mentre già un altro pallone è in campo. Gabrielli per il Rosà. Buono, Geron questa volta la tiene bene, può permettere al suo palleggiatore, al suo attaccante Francesco Bergamasco di mettere a terra questo pallone e di portarsi a -5 con
Alice Biasini sempre lì vicino alla squadra a bordo campo per sottolineare alcune cose che ancora non funzionano al 100%, immaginiamo. Prova il pallonetto e ci riesce dal centro, buona questa azione, un buon momento adesso della formazione di Padova, se n'era accorto il tecnico del Rosà, aveva fermato il gioco, però è servito a poco mi pare, perché continua a farsi sotto, a provare a rimontare il tutto. Brutta la ricezione del Rosà e la palla va a terra su questo pallone rispedito dalla parte opposta per l'attaccante appunto del Chionè, eccolo lì che mette furbescamente a terra un pallone che dà il punto numero 18 e soprattutto porta a -3 il Chionè di Padova. Ricezione difficoltosa anche in questo caso, deve alzare in bagger e la palla non è perfetta per Nicolò Visentin che schianta il pallone sulla rete. -2 per Padova che piano piano ci si riporta sotto e naturalmente blocca ancora il gioco Massimiliano Marchetto, che cerca di capire qual è il momento, cosa c'è che non funziona in questo momento particolare del volley Rosà, con questa rimonta che è riuscita parzialmente per il momento a fare la Chionia di Padova, 22-19, un livello che, eccolo qui, vi mostrano intanto il robottino per la sanificazione, è un cubo, scusatemi, è una sfera che aperta permette appunto al pallone di essere inserito e di essere sanificato, quindi questa è un'altra delle cose importanti che l'organizzazione qui di Pieve di Solivo ha dovuto fare per essere al coperto naturalmente con tutte le normative. 21-19 va al servizio Chionè Padova che mette la palla dalla parte opposta, può attaccare Rosà che si becca il muro ben piazzato, è un sestetto molto alto quello del Chionè di Padova. Qui si tratta naturalmente di giocatori che gravitano su una società appunto di A1 e quindi c'è anche la possibilità di fare selezione sicuramente da parte dei tecnici, da parte della stessa società con il settore giovanile. Rosà da parte sua risponde subito, avendo mostrato subito di non essere inferiore alla formazione patavina, e allora si gioca una bella partita nel primo set di Primo Acchito, subito palla che è arrivata dalla parte opposta, l'ha colpita immediatamente, protesta Massimiliano Marchetto perché probabilmente voleva un tocco, un'invasione, la rete si muove a dire il vero, però non so che cosa l'abbia scossa, l'abbia mossa e quindi l'arbitro non hanno visto niente, ed ecco la rimonta concretizzata per 21-21, e allora la rimonta arriva per il Chionè di Padova che adesso può giocare questa palla in bagger per cercare di andare dalla parte opposta. Il muro funziona di Rosà e allora ci prova per la seconda volta, ma questa volta non passa l'aiuto del muro, ma forse si è fermato prima sulla rete il pallone, e allora vediamo adesso con qualcosa da dire Marco Geron all'arbitro entrando in campo nel giro del libero. 22-21, palla che va ancora per il tentativo, voleva il tocco a muro che però non c'è stato, l'arbitro dice di no, e allora siamo 23-21, riprendono 2 punti di vantaggio quelli di Rosà, che reagiscono subito alla rimonta effettuata dal Chionè di Padova. Va in battuta il Rosà, buona altrettanto la ricezione, può attaccare, contrattaccare il mezzo pallonetto, un po' di confusione, brutta questa palla del numero 7 Cortese, il capitano che non riesce a giocare. Adesso protestano quelli del Chionè, la palla viene toccata, sì, la palla, c'è il tocco a muro, ma c'erano le proteste di prima per un pallone che era passato dalla parte opposta, fuori dalle proteste che vedo,
e a cui ci si riferisce, immagino. 23-22, comunque tutto sistemato, perché poi il punto è andato ugualmente alla formazione del Chioné di Padova, che prova a ritornare sotto. 23-22, buona la ricezione del Rosà che va al contrattacco, palla che termina, c'è il tocco e allora 24-22, c'è il tocco a muro per questa palla che era terminata fuori, ma c'era stato il tocco a muro di Padova. E allora 24-22, c'è il primo set ball per Rosà, che va sulle mani di Nicolò Visentin, che mette la palla dalla parte opposta e allora può riattaccare, può contrattaccare la formazione di Padova, che spara su Marazzato, che non riesce a tenere questo pallone. Andrea Marazzato regala un altro punto di avvicinamento al Chioné Padova. 23-24 invece per il Rosà, annullato il primo set ball per la formazione vicentina. Battuta di Padova e allora contrattacco di Rosà, prova il pallonetto ma c'è Geron che la tira su bene, adesso può attaccare dalla seconda linea, funziona il muro, non riesce a mettere a terra Geron dalla parte opposta e allora ci prova ancora Rosà con questa alzata e con questo a mani e fuori per il numero 34 Matteo Sant'Arcangelo, che porta a casa il primo set per 25-23, vince quindi la formazione del Rosà Vicenza 25-23, dimostrando buona padronanza di gioco. Lo ha fatto per quasi tutto il primo set, partendo bene, subendo poi il ritorno di Padova e poi reagendo ulteriormente bene per chiudere da vincitore questo primo set. 25-23, linea alla regia.
Bene, rieccoci in linea nuovamente, secondo set che sta per cominciare, dopo che il primo è terminato 25-23 per la compagine di Vicenza, di Rosà. E allora Rosà Vicenza adesso, per chi si mette in visione, in ascolto del nostro spazio dedicato alla pallavolo, in questo caso alle finali di categoria, diciamo finali di Coppa Italia, ieri quelle di Serie D, oggi quelle di divisioni maschile e femminile, a seguire ci sarà quella femminile. Siamo pronti per iniziare il secondo set, vi dicevo, per vedere insieme a voi e gustarci insieme a voi una buona gara, perché il primo set è stato sì molto carino, molto lottato tra l'altro, punto a punto fino ad un certo punto, poi ci sono state dei tentativi di recupero da una parte e dall'altra, concluso con la vittoria per due lunghezze del Rosà Vicenza. Rosà che adesso è sulla destra del teleschermo, Chionia e Padova sulla sinistra chiaramente. Palla in battuta del Rosà che termina lunga e fuori, la controllano quelli del Padova e c'è l'1-1 per il secondo set che è appena iniziato qui alla Palasport di Pieve di Soligo nella Marca trevigiana. Si gioca ancora una brutta ricezione da parte del libero del Rosà, comunque permette di andare dalla parte opposta, un po' di fortuna stava per agevolare ancora il Chionia del Padova, poi in qualche maniera ecco l'attacco adesso ben sviluppato, bravo invece ora il numero 36 Ferraris per il libero del Rosà che era riuscito a salvare questo pallone. 2-1 con il numero 25 Francesco Bergamasco che va al servizio per il Chionia. Buona, Razzato che in qualche maniera fornisce al suo libero la possibilità di andare in bagger, altrettanto fa Geron dalla parte opposta, però poi si gioca con il libero ancora in grado di fornire il bagger, poi con una sbagherata un po' strana riesce a mettere dalla parte opposta, un po' di confusione, scambio lungo che Geron non riesce a giocare, non riesce a rigiocare e allora c'è la parità 2-2, il punto che viene assegnato al volley Rosà Vicenza. Servizio per Padova, buona la palla, brutta la ricezione, deve scansarsi anche Alice Biasini, il tecnico che è lì a bordo campo per suggerire ai suoi giocatori le soluzioni da optare. 3-2 e torna avanti Vicenza. Sembra di vedere il primo set quando abbiamo visto appunto partire bene Vicenza, poi subire la rimonta, palla che non va dalla parte opposta e la battuta di Nicolò Visentin si ferma sul nastro, regala il terzo punto, il 3-3 alla compagine del Padova. Chionia e Padova al servizio, buona questa battuta, prova a contrattaccare Rosà, lo fa bene girando su Marazzato che è un po' la bocca da fuoco prediletta e preferita in questo inizio di partita. Buono l'attacco di Favaro che mette giù dalla parte opposta, non tiene il muro di Rosà e allora va al servizio sempre Marazzato, palla che termina fuori, lungo linea cercato ma non riuscito, è una situazione ancora di 4-3 per quanto riguarda Chionia e Padova. Chionia e Padova mette dalla parte opposta, Rosà che prova a contrattaccare, buona l'intenzione di questo palleggio per andare a trovare
dalla parte opposta l'attaccante più smarcato, però poi il pallone è terminato lungo fuori dal campo e quindi 6-3 per Padova, che prova a prendere il largo. C'è qualcosa da dire adesso tra il tecnico di Rosà e la panchina, o meglio il tavolo. Ancora c'è qualcosa da rivedere. Tutto ok, tutto a posto adesso, quindi si può riprendere a giocare, mi pare. Time out perché probabilmente si è perso un po' di tempo e ne stavano risentendo sicuramente le due squadre, che erano già pronte per ripartire a giocare, cosa che non avveniva, e allora mi sono perso quale dei due tecnici abbia chiesto il time out, però insomma dopo lo scopriremo, insomma, per quanto riguarda questa gara, questo secondo set che per il momento sorride al Chioné di Padova per 6-3, un Chioné che ha perso il primo set per 25-23 ai danni del Rosà Vicenza. Ed è sostenuta dal coro del suo pubblico, dei genitori, pensiamo, del pubblico che ha seguito fin qui a Pieve di Soligo in questa giornata di festa domenicale la squadra. I ragazzi può rigiocare ancora con Marazzato, che trova il muro ottimamente piazzato dalla parte opposta, muro di Favaro e di Stregliotto, che chiudono ogni varco e non permettono di andare a prendersi un punto, palla che rimane lì. Battuta lunga, questa brutta scivolata via, è uscita male dalle mani. C'è Alice Biasini che ha rincorso il giocatore in panchina per ricordare che insomma avere un pochino più di tranquillità. Bella questa schiacciata lungolinea che in qualche maniera Rosà riesce a rigiocare dalla parte opposta con Geron, che in bagger va a fornire un pallone interessante per Giovanni Favaro, che mette giù il punto numero 4 e prova ancora a riportare sotto i suoi compagni, la sua squadra. 8-4, 8 per Rosà, 4 per Chioné. Ecco il numero 28 Giovanni Favaro, uno dei due palleggiatori. Chioné gioca con due palleggiatori che sono Sartore e Favaro. Marazzato prova il pallonetto, riescono a chiudere in qualche maniera dalla parte opposta, prova l'attacco, va a sporcare sul muro intelligentemente. Pallone buono e punto ottimo che va ad aumentare il bottino del Chioné, che prova a ritornare sotto naturalmente. 4-9, 5 lunghezze di vantaggio, e c'è l'ace molto molto interessante, molto bello. Mette a terra questo pallone il numero 28 ancora Giovanni Favaro, e c'è il time out. Ferma tutto visto il buon momento, ferma tutto Massimiliano Marchetto, allenatore tecnico del Volley Rosà, che prova a parlarci insomma con i suoi ragazzi spiegando quello che vuole. Sono 6 lunghezze di svantaggio accumulate in questo frangente. È un Chioné che sicuramente ha reagito dopo un primo set che non ha visto il miglior sestetto padovano in campo sicuramente. 6 lunghezze da recuperare per Rosà, mentre in battuta c'è sempre Giovanni Favaro, palleggiatore della formazione patavina. Attacca dal centro molto bene, ma riesce Geron in qualche maniera a metterlo dalla parte
parte opposta, poi muro a 1 a favore di Rosà. Si gioca ancora con questa palla, mamma mia, va a prendersi un pallonetto, un diagonale che è veramente interessante. Il numero 34 Matteo Sant'Arcangelo sorprende un po' tutti, anche se stesso forse, perché ha provato questo pallonetto lungo, una mezza diagonale, insomma, che è terminata all'interno del campo, molto molto bella. 5 per chi batte, 10 per chi riceve. Rosala al servizio, ricezione buona della formazione del Padova, del Chione Padova, che però poi in fase conclusiva lascia piuttosto a desiderare. Vedete questa palla, tra l'altro anche alzata bene, mi pare non era bassa, l'ha colpita proprio male lui, il giocatore che è andato a schiantare il pallone sulla rete. Servizio sempre Rosà, palla dalla parte opposta, bruttissima la ricezione, ci pensa Geron a rimediare dalla parte opposta, ancora si è fatto male Geron perché sta zoppicando, va per terra adesso, si getta per terra perché si è fatto male. Adesso non abbiamo visto perché era sotto la tribuna, però deve aver sbattuto da qualche parte, è un problema di caviglia. Vabbè, ce l'abbiamo la caduta, però mi pare che la cosa sia abbastanza seria. Vediamo dove è andato a sbattere Geron. No, ecco, si vede soltanto il rientro di Geron che poi si butta a terra, perché la situazione, da quello che avevamo visto e da quello che avevamo visto dai suoi compagni di squadra, io mi auguro di sbagliarmi, adesso lui si è rialzato, quindi no, forse un po' di paura, speriamo sia solo una semplice distorsione, insomma null'altro, perché le facce, i volti sia del tecnico che dei suoi compagni non lasciavano presagire nulla di buono, però mi pare che insomma si possa parlare di una forte contusione o quantomeno di una forte distorsione sicuramente. Adesso sta segnando il punto dove è andato contro il paletto della recinzione con la caviglia, sicuramente si è fatto male. Comunque tutto tranquillo, il giocatore è seduto e sta avendo le cure dei sanitari, tra l'altro presenti con l'ambulanza qui a Pieve di Soligo. Vediamo se la partita può ricominciare, ma con i sanitari in campo pensiamo che sia difficile. In effetti ne approfittano per riscaldarsi quelli del Rosà, mentre il Chione sono mezzi intorno al giocatore e mezza squadra da un'altra parte. Intanto si sta scaldando il secondo libero della compagine patavina, che dovrà sostituire Geron. Dovrà sostituire Geron in campo, perché pensiamo non sia in grado di recuperare perlomeno per questa partita. Però come vi dicevo, lo ha annunciato anche lo speaker dell'impianto, bisogna aspettare che i sanitari escano dal campo o quantomeno siano a bordo campo. Adesso c'è l'arbitro che sta chiedendo se ci si può spostare verso il fondo della palestra. È chiaro però che insomma c'è un ragazzo che è rimasto colpito, che è rimasto infortunato, e quindi non è che si possa spostare così. Speriamo, ripeto, che non sia nulla di grave per Geron, che dopo un inizio così si era ripreso e aveva dato fiducia alla sua squadra, aveva cominciato a lavorare, a produrre un buon gioco.
due squadre che si stanno riscaldando. Il parziale è sul 10-7, 10 per Chione Padova e 7 per la formazione di Rosa Vicenza. Tutti intorno al ragazzo che sta spiegando dove si è fatto male, ma non abbiamo capito, insomma, se ci sono le balaustre, diciamo così, che delimitano il campo, e probabilmente c'è finito contro pesantemente. Si sta medicando, mentre ne approfittiamo anche per andare a vedere un po' il pubblico presente qui al Palasport di Pieve di Soligo. Fa caldo, prima l'aria fresca si sentiva, ora invece sembra che l'AFA la faccia da padrona, ed è ritornato il caldo opprimente qui all'interno del palazzetto dello sport. Vi ricordo che a seguire, dopo questa partita, ci sarà l'altra gara, la finale femminile, sempre per quanto riguarda le divisioni. Squadre che si stanno da una parte e dall'altra allenando, muovendo. Probabilmente sì, adesso si è provveduto ad andare a prendere la borsa con gli effetti personali di Geron. Probabilmente servirà un passaggio al pronto soccorso, immaginiamo. Però insomma tranquillizziamo anche chi è a casa, insomma il ragazzo è tranquillo, seduto sulla sedia, si sta cambiando adesso la maglia, con l'aiuto anche dei 3 sanitari del servizio predisposto appunto qui a Pieve di Soligo per questa partita, quindi nessun problema, diciamo così. Ci auguriamo solo, ripeto, che non sia nulla di grave, anche se vedo che hanno applicato soltanto del ghiaccio sulla caviglia. Mi pare che interessata possa essere la caviglia, non il ginocchio, da quello che avevo visto, da come si era gettato a terra rientrando in campo, perché dopo aver cocciato contro la balaustra è ritornato in campo per prendere la posizione e si è gettato a terra. Sì, ghiaccio insomma sulla caviglia. Partita che quindi si è ferma da alcuni minuti. Bisognerà attendere appunto che i sanitari lasciino il campo per poter riprendere a giocare. Sì, o c'è un taglio, perché può esserci anche che si sia provocato un taglio alla gamba caviglia quando ha sbattuto contro le transenne, oppure una distorsione, insomma nulla di più, per tranquillizzare ugualmente, perché vedo che si sta lavorando di ghiaccio e poi di fasce, e quindi o c'è del sangue o c'è una ferita. Ecco il perché forse stanno vedendo se portarlo al pronto soccorso, magari servirà qualche punto di sutura, ma tutto in tranquillità, lo ribadiamo, perché mi pare che tutto sia sotto controllo. Insomma, mi pare che ci sia anche, non so se la mamma oppure persona vicina al ragazzo, sì, penso proprio di sì.
Gli arbitri si sono avvicinati adesso ai sanitari cercando di far uscire, però ripeto, stanno facendo il loro lavoro, il loro preziosissimo lavoro, quindi meno male che ci sono, e complimenti a loro. Due squadre si stanno scaldando, rimangono sul terreno di gioco. Sì, intanto gamba destra, sì, caviglia, ma nemmeno caviglia, perché la parte alta della caviglia non muove, secondo me un taglio. Sì, caviglia, gamba destra. Tranquillizziamo, insomma, tutto sotto controllo, il ragazzo risponde, c'è, e quindi adesso dire in ambulanza, pensiamo. Poi ci informeremo, insomma, se è stata Ritorniamo a parlare di pallavolo, facendo gli auguri a Geron, naturalmente. Si tratti di nulla di grave, come dicevo in precedenza. Due squadre che stanno per rientrare in campo, sta per salire al proprio posto il primo arbitro sulla sedia, il tavolo per la formazione del Chione Padova, che quindi ha dovuto, in virtù di questo infortunio di Geron, sostituire il 7. (12 a 7 per Padova, con Rosà al servizio. Buona, Marazzato che butta dalla parte opposta, però non ne approfitta il numero 26 Sartore, poi la palla però termina fuori. Può giocare un pallone dalla battuta la formazione del Chione di Padova. Battuta buona, può provare adesso l'attacco, ancora Marazzato che hanno preso un po' le misure su 3 tentativi. Mi pare che 3 su 3 ha funzionato bene il muro, appunto, di Padova. E allora entra il numero 29 Filippo Padovan, esce il numero 5 Davide Tosin, è il palleggiatore. Vediamo se c'è un cambio di palleggiatore in questo secondo set, che vede la formazione della compagine vicentina sotto di 7 lunghezze, quindi ha preso decisamente il largo dalla parte opposta. Attenzione, un po' di confusione nel tentativo di giocare questa palla, poi in bugger si dà l'opportunità ancora una volta al numero 26 Matteo Sartore di mettere a terra il pallone, e quindi ancora il punto per la compagine padovana. 14 a 7, 7 lunghezze di vantaggio. Marazzato ci prova ancora e questa volta trova nuovamente il pertugio giusto, passa e mette a terra il pallone. Per terra il pallone, però il punteggio lo vedo fermo sul 14 a 7, quindi o c'era un errore in precedenza oppure vediamo. Attacco molto bello di Nicolò Visentin, però c'è qualcosa che non funziona secondo me, perché il punteggio, ecco, quindi 8 a 14, secondo me ne manca uno, 9, eccolo qui, 9 a 14, 9 a 15 adesso, sì, è un po' di confusione, si era bloccato anche il cronometro e si era bloccato un po' il tabellone. 15 a 9 per la formazione
del Padova, che adesso vede con questa ricezione il tocco della copertura, vedete questa bordata e poi il tentativo di far giocare in bugger nuovamente la sua squadra, palla che tocca la copertura e quindi 10° punto per Rosà, che adesso mette giù l'11° punto. L'11° punto, ancora Marazzato con Alice Biasini che si fa nuovamente sentire. Ha chiesto anche quanti time out aveva a disposizione all'arbitro, l'arbitro numero 2. Marazzato la mette dalla parte opposta, può giocare ancora con qualche difficoltà il Chionè e allora Rosà ci prova ancora ad andare pesantissimo con Nicolò Visentin, che ha preso la squadra in mano. Bene, bene Nicolò Visentin, time out chiesto da Alice Biasini e in effetti bel recupero della compagine del volley Rosà, bel recupero perché si porta a -3 e Biasini deve per forza farsi sentire perché qualcosa non sta girando nel verso giusto nella sua squadra, nel sestetto mandato in campo. Allora il volley Rosà che ne approfitta con qualche giocatore, chiamando all'incitamento il pubblico che lo ha seguito, che ha seguito la squadra fin qui a Pieve di Soligo. 3 lunghezze di svantaggio, 3 lunghezze da recuperare, vediamo se la rincorsa si concretizza con questa rimonta per quanto riguarda appunto il Rosà. Marazzato ancora, brutta ricezione in qualche maniera, però riescono a tenerla, poi lavora bene Rosà, lavora bene, ma purtroppo per Nicolò Visentin questa volta la palla non passa, era una brutta palla che gli avevano dato. Eccolo qua, un po' di confusione tra il libero e il palleggiatore. Palla che non è uscita benissimo e quindi Marazzato adesso ci mette del suo. Buono il pallonetto che porta a -3 nuovamente la formazione di Rosà, che sicuramente è squadra magari meno, come possiamo dire, meno fisicata, perché quelli del Chionè di Padova hanno un'altezza, che sono tranne il libero, hanno un'altezza veramente notevole, mentre vanno ad alti e bassi, diciamo un po' la situazione termina fuori la battuta del numero 77 Mattia Gabrielli e quindi permette nuovamente alla compagine ospite, in questo caso ovvero il Chionè, di riportarsi a 4 lunghezze di vantaggio, 17-13. Marazzato, brutto il bugger. Pallonetto riuscito, era arrivato il libero Ferraris a metterci la mano sotto, però poi non è riuscito a risollevare il pallone, quindi 18-13 ha preso nuovamente il largo la formazione del Chionè di Padova in questo secondo set, che deve assolutamente cercare di vincere per riportarsi in parità. Attacca Chionè, è buona, Marazzato ci mette del suo, prova l'attacco, trovò, bene Visentin, ancora Marazzato e vediamo ancora se vi ha su Visentin. Sì, è lui la bocca di fuoco, Nicolò Visentin, che sta tenendo agganciata Rosà. Sì, bene, molto bene. Biasini che parla con i suoi giocatori vicinissima al campo. Palla che esce, aveva tentato l'ace Filippo Padovan, palla che termina fuori di un nulla. 19-14 per Padova, Chionè Padova alla battuta. Marazzato, brutto il suo bugger che regala la possibilità di mettere dalla parte opposta Vigato, mi pare, che mette giù questo pallone senza difficoltà, senza alcun problema, e Padova va al servizio ancora.
aiutato dal nastro, palla che viene rimessa dalla parte opposta, si rigioca l'attacco murato, mani fuori però, con un bell'attacco del Chione Padova che si schianta sul muro, le mani anche ben piazzate, però poi il pallone ha l'indirizzo di andare verso il fuoricampo e verso il tavolo dei segnapunti. Marazzato per giocare ancora questo pallone dalla parte opposta senza problemi, il Chione prova, bravo Marazzato con un braccio a prenderla e allora devono buttarla dalla parte opposta, palla che cade per Cortese, Matteo Cortese, che è andato a pigliare l'angolo del campo incustodito da parte del Chione. 6 punti da recuperare per il Rosà, che va in battuta. L'attacco sì, è buono questa volta per Padova, non ce la fanno la difesa, i difensori del Rosà a tenerla questa palla. 22-15, sono 7 i punti di svantaggio adesso, e si arrabbia un po' Massimiliano Marchetto, il tecnico del Rosà. Vigato, palla che se ne va, palla che esce Vigato ed entra il libero che è Munarini, Nicolò Munarini. Allora Cortese al servizio, è buona la palla in battuta, può cercare l'attacco adesso, perfetto, passa Favaro, Giovanni Favaro, belle bocca di fuoco anche per il Chionè con Favaro e Sartore. Abbiamo visto delle belle cose in questo secondo set, in questa seconda frazione di gioco. Vediamo se risponde Marazzato, anche Marazzato, buono, pesante il suo braccio che piega il muro del 26 e del 34, e cioè di Sartore e di Stregliotto, che nulla possono per contenere questo pallone di Marazzato, che è un po' la bocca da fuoco insieme a Visentin del Rosà. Sì, si gioca Munarini, poi la palla, ancora funziona il muro di Rosà, che dice no a questo tentativo di mettere a terra il pallone. Nulla da fare, 23-18, porta a -5 Rosà. Set duro, set difficile, complicato anche dall'infortunio di Geron, palla che va lunga, termina fuori, e c'è il 24esimo punto per Chione di Padova, che è vicino alla vittoria nel secondo set. E allora vediamo primo set ball per la formazione patavina, la mette giusta, Marazzato di Bagher, poi gira bene, c'è un tentativo, palla che esce altrettanto bene dalla parte della banda. 25-18, e allora 25-18 per la formazione di Padova, che impatta e quindi si porta sull'1-1 dopo un primo set perso 25-23, vince il secondo per 25-18. Un set abbastanza lungo, un set abbastanza strano, un set costellato da questo infortunio purtroppo a Geron, che ha dovuto lasciare il Palasport. Lo abbiamo visto allontanarsi con la propria auto, pensiamo che i genitori fossero presenti, quindi lo avranno portato, penso, in pronto soccorso. Bene, è tutto per il momento, ci fermiamo qui, spazio agli highlights.
Bene, ritorniamo in campo, diciamo così, perché insomma ci siamo anche noi. Sta piovendo qui a Pieve di Soligo e questo ci rallegra un pochino perché noi siamo al coperto tranquillamente, no? Però il caldo potrebbe diminuire. Bel diluvio tra l'altro in quel di Pieve di Soligo e quindi auguriamoci che un po' di brezza arrivi a portare un po' di refrigerio in questa domenica pomeriggio molto molto calda. Si parte da un 1-1 per il momento in questa prima gara che stiamo vedendo, finali che sono finali per quanto riguarda la Coppa Italia di divisione. Chi vince andrà ad affrontare la vincitrice del Friuli Venezia Giulia, quindi insomma poi la possibilità di continuare contro il Trentino e poi di chiudere il ciclo con un'ultima settimana a luglio a Montegrotto Terme dal 26 al 28 luglio. Allora 1-1, 25-23 il primo set per Vicenza, per Rosà, secondo set 18-25, 25-18 per il Chione di Padova che impatta e si porta sull'1-1 e adesso vediamo come si svilupperà questo terzo set. Tutto è pronto per il fischio che arriva puntuale e si ricomincia. Prima palla giocata dal Chionè che va subito all'attacco, parzialmente fermato e frenato. Adesso non mette la palla dalla parte opposta Nicolò Visentini e il primo punto del terzo set va al Chionè per 1-0. Buona, Marazzato in qualche maniera riesce a servire Tosin che poi ci prova a dare al suo attaccante, ma la palla viene fermata dal muro, non ce la fa Matteo Sant'Arcangelo ad andare dalla parte opposta a portare a prendersi il punto, quindi nulla di fatto per quanto concerne il secondo punto che va ancora a Chione di Padova. Buona, Marazzato, Tosin e poi il tentativo ancora riuscito questa volta di recuperare, di prendersi il pallone. Tosin che va dietro molto bene per Nicolò Visentin, bravo sia Tosin che Visentin perché hanno proposto e concluso una bella azione portando a casa il primo punto per Rosà. È un Rosà che nonostante tutto anche nel secondo set ci ha provato insomma a rientrare, c'era anche quasi riuscita, poi ha subito il ritorno nuovamente del Chione di Padova. Bordata che termina fuori, lungolinea fortissimo ma fuori ed è la situazione di parità 2-2. Buona però la ricezione del libero di Padova, serve un palla d'oro per l'attaccante del Rosà che non si fa pregare, mette a terra il terzo punto, 3-2 e va ancora Nicolò Visentin al servizio. Buona, può giocare, che palla, troppo difficile questa per poterla giocare, poi in qualche maniera si rimedia a questa palla che mi aveva lasciato un po' sorpreso, insomma poi c'è stato questo attacco dal centro che mette le cose nel verso giusto e dà il 3-3, dà la situazione di parità in questo set per il momento. Attaccano ancora con il numero 34 Matteo Sant'Arcangelo che è salito di tono anch'esso. Fuori il libero Ferraris, dentro Gabrieli, Mattia Gabrieli. 4-3, palla che non passa dalla parte opposta, un brutto errore questo. Fuori Cortese, dentro il libero Gabriele Ferraris e va dalla parte opposta il Chione alla battuta. Marazzato, ancora Marazzato chiamato alla schiacciata, poi il muro di Padova comincia a lavorare bene, insomma avevamo visto che
fisicamente. Vi ho detto adesso, se guardate il sestetto, se avete occasione di guardare il sestetto Patavino, è un sestetto altissimo. Buono, ed eccolo lì ancora a funzionare il muro di Benettazzo e di Stragliotto, che dicono di no alla formazione del Rosà di Vicenza. 6-4, 2 lunghezze di vantaggio per Chionè, che prova a forzare. Mattiazzo per Marazzato, per fortuna sua, leva le mani, ce le stava mettendo su questa palla, che poi si è accorto sarebbe finita fuori. 6-5 per la compagine patavina, con Rosà che va alla battuta dalla parte opposta. Munarini ce la fa a rimettere in gioco i suoi, prova l'attacco un po' senza pescare il jolly, con Marazzato che la butta di là in Bagher. Poi il tentativo dal centro di Stragliotto non va a buon fine, si schianta sul nastro e quindi situazione di parità. 6-6, e vedete come Rosà non molli proprio, Rosà c'è sempre da questo lato, nonostante la partenza buona di Padova. Rosà adesso ha recuperato, bravo con il piede, si può giocare ancora con il tentativo di mettere a terra questa palla da parte di Benettazzo, non riuscite, allora la buttano in Bagher. Può ancora attaccare Padova, ancora Benettazzo che la gira, si gioca lungo lo scambio. Marazzato che non passa, nulla da fare, palla che danza, si corre sul nastro ma rimane nel campo del Rosà, che perde un punto. 7-6 per Padova. Marazzato, allora ci prova adesso con l'attacco il numero 34 Sant'Arcangelo, si rigioca Marazzato, dalla parte opposta Munarini può giocare ancora il Chionè con Benettazzo, che adesso è salito in cattedra, ha messo giù un paio di diagonali interessantissimi. Uno sguardo pesantissimo quello di Massimiliano Marchetto verso Marazzato, il suo giocatore. Poco fa si sono incrociati, o meglio Marchetto ha incrociato, cercava di incrociare lo sguardo di Marazzato, che invece un po' timoroso ha preferito girarsi dalla parte opposta. Attacca Padova, tiene Rosà, il libero lo mette dalla parte opposta, lavora il libero anche di Chionè, bravo, bene Sartore, è salito decisamente il tasso tecnico e tattico del Chionè di Padova, con Biasini che ne approfitta per andare a dissetarsi visto che il momento è buono. 9-7, 2 lunghezze di vantaggio per Padova, mette di là ancora, può giocare con bravo Visentin, che toglie le castagne dal fuoco, come si suol dire. 9-8, una lunghezza di svantaggio per Rosà, che nonostante tutto è sempre lì. Gabrieli in battuta, sì, buona, può giocare l'attacco Padova, il nastro questa volta non aiuta, palla che corre sul nastro ma poi se ne va veloce fuori dal campo. 9-9, parità, e Mattia Gabrieli ha la possibilità adesso di portare avanti i suoi. Vediamo come sfrutterà, se al meglio, questa battuta. Buona, e ricezione brutta del numero 25 Francesco Bergamasco, il capitano, che mima un po' il Bagher non riuscito al 100%. E allora torna in vantaggio Rosà con il 10-9, e al servizio continua lui, Mattia Gabrieli, che ha un buon score qui dalla zona 1.
Passa ancora una volta, buono l'attacco, ma altrettanto buono l'attacco del Padova, che mette giù questo pallone con grande cattiveria, grande voglia di riportarsi sotto. In effetti è così, 10-10 nel terzo set, situazione di parità anche con il computo dei 2 set giocati. Bruttissima ricezione, si prende tutte le colpe Nicolò Visentin, che si guarda le mani, si guarda le braccia, perché probabilmente fa tanto caldo e la sudorazione è veramente abbondante per i giocatori, quindi vedete anche Marazzato è in difficoltà a mettere la palla, a tenere la palla in bugger. Poi l'attacco del Chionè, che adesso è salito decisamente di quota con il numero 41 Matteo Vigato, mi pare, che mette giù questo pallone con tanta rabbia, con tanta grinta. 12-10. E allora Stregliotto va al servizio, buona, bruttissima la ricezione del Rosà, nulla può fare Marazzato. C'è un po' Nicolò Visentin in difficoltà, soprattutto in difesa, lo stanno martorizzando quelli del Chionè, e allora Marchetto ne approfitta per chiamare il time out e parla proprio con Visentin, con Nicolò Visentin, che va ad asciugarsi, perché come vi dicevo prima la sudorazione è piuttosto abbondante per un bugger fatto bene, insomma bisognerebbe avere. Tanto vediamo che sta piovendo decisamente, copiosamente ed abbondante qui sul Pieve di Soligo, proprio mentre il Chionè di Padova ha provato e ci è riuscito ad allungare nel terzo set. 13-10. Stregliotto, palla in rete, fuori Stregliotto, dentro il libero Munarini. (13 a 11) per Padova. Buona sia la battuta sia la ricezione, ma altrettanto buono anche il capovolgimento di fronte e l'attacco del Chionè, che mette a terra il 14° punto per la propria formazione. Si può giocare Tosin dietro tutta per cercare Visentin, che è andato a schiacciare con sicurezza, convinto di andare a punto, invece così non è stato, e mi pare che c'è un cambio. Esce il numero 5 Tosin ed entra il numero 29 Filippo Padovan. È un cambio che abbiamo già visto in precedenza, e allora vediamo se cambierà qualcosa nell'assetto appunto della compagine di Rosà. Palla per stavo controllando sta palla, che è riuscita poi in qualche maniera a giocare il Rosà. Sì, con calma. Adesso l'attacco fuori. Nicolò Visentin sta avendo qualche problemino, e adesso vediamo se c'è la sostituzione per lui, perché secondo me già voleva farlo prima. Sì, in effetti eccolo qua. Esce Visentin, mi pare entri Poggesi, vediamo se riesco a leggere il numero 6. Rocco Poggesi. Dà un po' il respiro il tecnico del Rosà a Visentin, perché dopo aver portato tanti punti a casa stava veramente in difficoltà, e lo ha tirato fuori dal campo. Forse lo doveva fare un attimino prima, aveva avuto quell'idea poi cambiata. Palla che viene messa in qualche maniera, poi lavora bene il muro del Chionè,
con palla sbagliata dal numero 34 Matteo Sant'Arcangelo, che si prende le colpe, e time out chiesto ancora una volta dal volley Rosà, che si vede costretto a fermare il buon momento del Chione di Padova, che ha preso nuovamente 6 lunghezze di vantaggio, 17-11. Chione avanti nel terzo set dopo aver perso il primo 25-23 e aver vinto il secondo 25-18. Squadre nuovamente in campo, si riprende dalla battuta del Chionè dopo che aveva chiesto il time out l'allenatore del Rosà. L'attacco buono, però rigiocato ancora per il Chionè, che trova Marazzato sulla sua strada dalla parte opposta senza grossi problemi. Poi però ci mette le mani Bergamasco. Campo la vediamo passeggiare, ma serenamente, ha visto che i suoi si sono sistemati, stanno lavorando anche bene, a parte questo muro, ma signori, mani che ci sono da formare. In effetti glielo sta mostrando, glielo sta dicendo il tecnico di come mettere queste benedette mani sul muro quando vai a muro insieme al tuo compagno. Insomma, sono cose che però sono giovani, questi ragazzi avranno tempo naturalmente per crescere, tempo per imparare, lo devono fare bene però. Si può giocare ancora adesso con l'attacco murato da Mattia Gabrieli, che ci mette tutti i suoi centimetri lì davanti per farsi sentire. Come vi ho detto in precedenza, altezze ottime per Chione di Padova. A strappi anche il Rosà, che però davanti adesso può mettere Marazzato, poi mette Gabrieli, che sono due bei ragazzoni, e Davide Tosin in palleggio. Ancora la palla che va fuori. C'è il punto numero 22 per la compagine di Padova, che ha allungato ancora più 6. Vediamo la battuta. Marazzato brutta la sua ricezione con una mano, poi in bagger dalla parte opposta, e allora può essere vita facile per Chionè, ma è vita facile invece per il muro ben piazzato di Marazzato e di Gabrieli, che dicono di no all'attacco della compagine patavina. Veramente bella questa murata, con un'ottima scelta di tempo. 17-22, 17 per chi batte, 22 per chi riceve. Aia, poi complica tutto e rovina tutto Marazzato con questa battuta che si ferma sulla rete e concede il 23esimo punto a Padova. Vediamo il servizio di Padova adesso per quanto riguarda i suggerimenti di Biasini, ancora su Marazzato, e allora sì, dalla seconda linea, poi il muro lavora bene sempre per il Chionè, che trova le mani ben piazzate del muro a 2, ed è il punto numero 24. C'è il primo set ball del terzo set per il Chionè di Padova. Buona Marazzato, altrettanto bene. Poi l'attacco del Rosà, murato parzialmente, allora attacca Chionè, ancora il muro che trova muro a 1 addirittura di Gabrieli, e adesso l'attacco, e questa palla è un po' troppo sotto, questa palla di Filippo Padovan, che non serve un ottimo pallone al suo compagno di squadra. E allora 17-25 per Padova, che effettua il sorpasso, si porta sul 2-1 nel computo dei set, dopo un set, questo terzo, che è stato anche in questo caso
molto molto combattuto, però attenzione perché Rosà dimostra di esserci e Rosà dimostra di non mollare, non lo ha mai fatto nemmeno in questo terzo set. E allora andiamo a gustarci da parte della regia le azioni migliori, gli highlights come si chiamano, per quanto riguarda questa parziale di gioco. Stiamo per rientrare in campo, o quantomeno lo faranno le due formazioni che stiamo seguendo in questa finale qui a Pieve di Soligo, finale della Coppa Italia di divisione. Quindi in campo ci sono il Volley Rosà, denominazione ASD Volley Rosà, e poi il Chioné di Padova. Risultato di 2-1 per i padovani, che dopo un primo set perduto 25-23 hanno avuto un'ottima reazione nel secondo, vincendo per 25-18, e ancora meglio nel terzo 25-17. Attenzione però, perché Rosà sembra che non abbia intenzione di abdicare facilmente, non lo ha mai fatto durante questi 3 set che abbiamo visto. Ha vinto il primo meritatamente, perché Chioné non era ancora entrato in partita. Gli altri 2 li ha sofferti, però non li ha sofferti del tutto, è sempre riuscita a giocare palla su palla, punto su punto, e a riaprire insomma in diverse occasioni la gara. Poi ci sono state, come vi dicevo in precedenza, la fisicità sicuramente del sestetto patavino, che se la regia ha l'occasione, poi non in questo caso con il libero, ma quando il libero non c'è, potrete vedere 6 giocatori strutturati con la stessa altezza. Insomma è un bel vedere, ed è naturalmente una struttura importante per questa squadra. 2 volte ci tenta per mettere a terra questo pallone, funziona il muro perfettamente. Attenzione, un po' di confusione, ci prova ancora lui, perché dalla parte opposta Nicolò Visentin è uno che non ci sta, anche lui dotato fisicamente sicuramente, lo vediamo insieme a Marazzato. Sono le bocche di fuoco che veramente hanno tenuto e tengono in piedi Rosà veramente molto molto bene. Adesso c'è un problema con il campo, vi dicevo prima, no? Che già lo aveva fatto notare il giocatore Visentin, di avere le braccia completamente sudate e bagnate. Adesso lo fa notare anche il libero,
il libero che è Ferraris, che ha fatto asciugare il campo perché era tutto bagnato. Eccolo lì il libero in questa immagine. E allora andiamo alla battuta. Ricezione non serve perché la palla sfiora e va fuori, non di molto, però insomma tranquillamente lasciata. 1-1. Si sta giocando il quarto set, un quarto set che potrebbe decidere le sorti della gara e vedere chi vincerà il titolo. Palla che si palleggia da una parte e dall'altra, anche Sartore ha sbagliato questo pallone, forse era Bergamasco, che Bergamasco ha sbagliato questa battuta. 2-1, buono per Bunarini che va al lavoro, palla che viene scaraventata fuori, ancora un attacco non buono di Padova. 3-1 per Rosà, che parte bene, parte benissimo perché la palla termina dentro. Ace perfetto. Si rifà subito Nicolò Visentin dalla piccola zona buia che aveva avuto nel terzo set in precedente, quando anche il tecnico era stato costretto a tirarlo fuori dal campo. Adesso si è ripreso in toto, buona la battuta, ricezione un po' in difficoltà, può attaccare e lavora molto bene il muro del numero 14 di Pietro Guarise, che ha detto di no. Un muro fantastico perché fatto molto bene, l'abbiamo visto, insomma bene. È una situazione di 5-1, 4 lunghezze. Vedete come possiamo dire giovani? Possiamo dirlo, perché in questo caso formazioni con gente più esperta, più tra virgolette sempre vecchia, farebbe tirare il fiato in un'altra maniera, farebbe rallentare il gioco in un'altra maniera. Questo invece è il gioco che a noi piace, però, che ci piace vedere, perché il gioco dei giovani, il gioco di coloro che hanno tutto per far vedere, hanno tutto per giocarsi la partita, hanno tutto per mettersi in mostra, insomma lo devono fare. È un gioco che molte volte è un po' assurdo, perché quando potresti rallentare invece continui a giocare a 1000 e paghi. Attacca ancora il Chionè, questa volta è buona la ricezione di Ferraris, e altrettanto bene il pallonetto che però viene rigiocato. C'è un'invasione, si è toccato con il braccio Marazzato nel tentativo di chiudere questa palla, invece palla che ha toccato la rete, il braccio che ha toccato la rete, meglio dire. 5-2 per la formazione del Rosà, allora avanti per il Padova con buona Ferraris, ancora Marazzato che ci trova il muro e questa volta trova l'invasione. Sì, o è l'invasione oppure ha toccato la stina con la mano, con il braccio, qualcosa di questo tipo deve aver detto e deve aver visto l'arbitro. Prendiamo per buono naturalmente. 6-2 per la compagine di Rosà. Chionè in attacco, prova a chiudere, non ci riesce. Che bugger! Un bugger che invece di portare in avanti i suoi li spinge indietro. Si arrabbia un po' Biasini, perché questi sono bugger, dicevamo prima, no? Del frutto di gioventù, la voglia di fare, la voglia di strafare in certe occasioni. Non ti metti bene con il corpo, non potrai mai prenderla questa palla, nemmeno se ti chiami, non so, Lucchetta o qualche altro dei bei tempi. E giù questo pallone, e giù questo pallone, 8-2 per la compagine di Rosà, che, come vi dicevo in precedenza, non molla. C'è il suo tecnico che sta guardando impietrito il sestetto opposto, dalla parte opposta della rete ai suoi, per cercare di capire. Palla lunga ancora, l'attacco, poi quando ci si mette che non gira, e allora Biasini
è costretta a fermare di nuovo il gioco perché i suoi... Ecco, questa è l'occasione per vedere il muro d'altezza. Bravo il nostro cameraman che guardate, vedete che il muro è un muro dei 6 giocatori che erano in campo, poi c'è la maglia verde del libero. È un muro notevole, perché sono belli alti questi, però poi, ripeto, guardiamo anche dall'altra parte, ci sono delle punte di belle altezze, ma ci sono anche qualcuno che è un pochino più basso, però questo non vuol dire nulla, no? Vuol dire nulla perché Rosà non sta mollando nulla, non sta mollando niente e si sta riportando in vantaggio nettamente di 7 lunghezze, 9-2 il vantaggio per il momento nel quarto set che si sta giocando qui a Pieve di Soligo. Ancora lavora bene il muro di Rosà, l'attacco buono questa volta, buono, ma lui è bravo, niente da dire. Giovanni Favaro, secondo palleggiatore della formazione, 2 sono i palleggiatori, lo ripeto, l'abbiamo detto all'inizio, 2 sono i palleggiatori nel gioco del Chionè Padova, ovvero Matteo Sartore e Giovanni Favaro. Bravo però Giovanni anche in banda perché ha messo giù questa palla interessante. 9-3, si muove piano piano però Padova. Attacco dal centro, poteva essere una bella sorpresa perché erano rimasti un po' fermi tutti quanti. Buono, Marazzato, bene, lavora bene ancora il libero Ferraris dalla parte opposta in bugger, può contrattaccare la compagine di Padova. Ferraris è sempre lui in bugger, la tiene lì, bugger, free ball, e allora adesso si può giocare, si può andare a tentativo di chiudere e ce la fa, anche perché colpisce in un occhio il giocatore numero 29 Filippo Padovan del Rosà. C'ha le lenti a contatto, e il problema è che ne ha persa una perché lo ha segnalato subito. Questi sono i problemi dei giocatori che usano appunto le lenti a contatto. Lo va a spiegare all'arbitro, al primo arbitro. Vediamo se l'hanno trovata. Intanto deve uscire. Dovrà andare in bagno per mettersi un altro set appunto di lenti a contatto. Questo è un po' il problema dei giocatori che usano le lenti a contatto, un po' in tutti gli sport. Batte Padova con Biasini che dà qualche suggerimento. Intanto, visto che è uscito il giocatore del Rosà, si era un po' perso la posizione sia il tecnico che i giocatori in campo, e allora lo vanno a chiedere al tavolo. 9-4, 9 per Rosà, 4 per la compagine di Padova. E finalmente si può battere. Tiene il muro, ma non c'è nessuno dietro. Ha dormito un po' Munarini in questo caso, doveva essere più sotto, andare un po' in copertura maggiore. In effetti glielo sta dicendo il suo compagno: vieni dietro perché la copertura serve. 10-4 dal servizio Stregliotto, palla che era buona, mette in difficoltà ancora la ricezione, il libero del Chionè. Ferraris che imposta, e poi ancora una volta un tentativo di cercare di giocare questa palla, di recuperarla, non riuscito. Palla che viene toccata da Munarini e palla che termina fuori. 11-4, è pesante il vantaggio adesso di Rosà, 7 lunghezze di vantaggio Rosà sul Chionè di Padova. Partita che si profila con un quinto set alle porte. Vediamo, sì, la data l'invasione. C'è stato il boato del pubblico che aveva visto l'infrazione dalle tribune, e l'arbitro chiaramente era lì e l'aveva vista meglio di noi, immaginiamo. 12-4 con sempre Rosà avanti di 8 lunghezze.
buona la palla dalla parte di Padova che cerca di giocarla, ma una palla dove mi permetto di dire fa un po' un miracolo la banda, perché vediamo se come le aveva data questa palla, ma nemmeno poi devo ritornare un pochino indietro, forse c'era stato il movimento della banda che mi aveva colto un po' in inganno, però questa invece è brutta, questa era brutta proprio. Può giocare Marazzato che si becca il muro, deve stare attento perché il muro è alto adesso, come dicevamo in precedenza. Munarini, Bagher, e allora va ad attaccare. Buona la palletta di Matteo Sartore che passa il muro altissimo, in questo caso di Rosà, e va a conquistarsi il 6° punto la formazione del Chionè, cercando di ritornare sotto. Dal centro c'è stata questa palla andata per di là in maniera scomposta, però non ha fatto bene quello che poteva fare, forse meglio il libero del Padova, e in effetti si è un po' sentito le ramanzine della sua allenatrice. Ancora Munarini che va a giocare questa palla, poi la mette giù, non passa la palla, rimane nel campo di Padova, adesso la spinge dalla parte opposta, Marazzato la salva, poi ci pensa Visentin che si fa rivedere nuovamente in banda e va a mettere giù questo pallone. 14-6 per la compagine di Rosà. Marazzato, c'è una richiesta di formazione in campo da parte del capitano per sistemarsi. Si può giocare adesso, mi pare, con Marazzato che attende solo il fischio dell'arbitro che arriva puntuale adesso. Marazzato la mette di là, ancora su Munarini, palla che è veramente troppo sotto in ogni caso, e in questo caso quando il libero era andato ad accorciare, pallone che viene messo a beffare proprio questa copertura. 15-6, ancora Munarini, lo stanno tempestando di palle, riesce a tenere in ogni caso, bravo Marazzato con un braccio, tiene sul pallone, poi in mezzo la mette giù bene. 16-6, bella frazione di gioco questa, e adesso Biasini va al cambio, vediamo, sì, esce il numero 25 se non erro, Bergamasco, ed entra il numero 55 Luca Signori. Prova a cambiare qualcosa, Biasini deve farlo perché la situazione è a -10, quindi è una situazione che poteva essere quasi vincente, diciamo, per Chionè di Padova, che avrebbe potuto portarsi sul 3-1 e chiudere la storia. Invece anche in questo caso vediamo tanta confusione adesso, un po' di teste saltate, un po' di confusione, un pallone che non avrebbe mai potuto metterlo dalla parte opposta. Streliotto si è schiantato sul muro, meglio sul nastro. Qui è stato bravo il giocatore del Rosà ad accorgersi. Numero 55, numero 55, ma ancora l'attacco violento, bello, con decisione, bene con il punto numero 10 del Rosà che non molla, sa che è vicina a pareggiare il conto, deve andare in Bagher, vediamo se attacca. Ha voluto attaccare ed era un rischio che sapeva di correre, e Biasini non la prende bene.
fa il cambio. È uscito Favaro, che ha provato questa palla, ma è molto molto difficile da mettere dall'altra parte. E ancora Ace, però qui dobbiamo dire che la difesa non sta a guardare, ferma. Non puoi concedere questi ace, perché non sono palloni difficili, non sono violenti, non sono cattivi, sono soltanto palloni che devono essere catturati dai giocatori che sono lì nella posizione. Munarini poi ancora va al pallonetto, si prova Ferraris in bugger e allora l'attacco viene fermato da un ottimo Muro che lavora per ben 2 volte, e allora ci prova dalla parte opposta, ci prova Visentin che piega le mani veramente al bugger tentato di Padova. Forza della natura veramente questo Nicolò Visentin. 22-10, sono 12 i punti di vantaggio che ha accumulato. Palla che va questa volta, non di molto, perché Tosin ci ha provato ancora una volta a portarsi a casa l'assist, o meglio a portarsi a casa l'ace, ma niente da fare. E allora batte Signori adesso per Padova. Signori alla battuta, Ferraris, poi il lavoro, trova un buon punto, no, è caduta. E allora il numero 14 Pietro Guarise che dal centro la mette giù. 23-11, ho cercato poi di tirarla su anche con il piede, ma la palla aveva già toccato terra. 23-11, 23 per Rosà, 11 per Chionè di Padova, sul 2-1 per Padova. Attacca Chionè, ma trova il Muro ottimamente piazzato questo numero 14 Pietro Guarise, fa sentire i centimetri anche lui, messo benissimo. Tra l'altro 24esimo punto, c'è il primo set ball da giocare per Rosà, vediamo se riesce ad annullarlo il Chionè. Può attaccare con qualche problemino perché così non vai da nessuna parte. Allora Marazzato trova invece il Muro che funziona dalla parte del Chionè di Padova, ha annullato il primo set ball. 24-12, sono sempre comunque 12 punti di vantaggio, 12 palle da giocare per quanto riguarda appunto il set ball. E allora va in battuta ancora una volta la compagine del Chionè di Padova. Marazzato brutto il bugger che mette in difficoltà il tentativo di Tosin di giocare una palla decente, annullato anche il secondo set ball. E allora ci prova con il terzo, vediamo, ma brutto ancora la ricezione, poi Marazzato si mette in proprio, ci prova, si arrabbia Marchetto che lo guarda ancora una volta, ma non gli dà soddisfazione di girarsi da quella parte. Adesso sì, lo ha fatto e ha chiesto scusa, però ha sbagliato un'altra palla, ha annullato anche il terzo set ball. E allora vediamo il quarto set ball giocato da Chionè di Padova, che adesso capitola e va a 25-14, quindi 25-14 per la compagine di Vicenza, vuol dire 2-2, vuol dire tie break, e quindi, come vi dicevo in precedenza, due squadre che si sono, diciamo, equivalse, perché hanno lottato punto a punto, palla su palla, rimonte da una parte e dall'altra nel primo set, nel secondo set, nel terzo set, per non dire poi in questo quarto set sicuramente quello più bello della partita. E allora siamo pronti per gustarci il tie break che deciderà naturalmente la vittoria della gara, deciderà la vittoria di questa Coppa Italia di divisione, campioni regionali. Chi vincerà andrà a giocarsi la gara contro
la formazione del Friuli Venezia Giulia, poi avanti Grottoterra, la nostra grandissima regia per quanto riguarda gli highlights. Perdere, non vogliono buttare via nulla e quindi concentriamoci sul tie break che stiamo per vedere qui al Palasport di Pieve di Soligo. Dopo il primo punto conquistato già c'è stata un'invasione andata dalla parte opposta, lo segnala proprio l'arbitro con un ampio gesto. 2-1 per Padova, 2-1 per Padova. Vediamo chi ha approcciato meglio questo tie break dopo la leggerissima sosta, la brevissima sosta tra il quarto e il quinto set. Ferraris che offre questo pallone, lo salva bene Munarini. E allora l'attacco ancora, Ferraris lavora anche lui dalla parte opposta, lavora il muro di Padova, che è sicuramente una delle cose migliori messe in preventivo e messe in mostra, ma c'è un bellissimo attacco di Sant'Arcangelo, mi pare, che tocca il muro e dà il punto numero 2-2 per la compagine di Rosà, che non intende mollare, intende far soffrire naturalmente Padova. E allora il servizio ancora, si può giocare, si può tentare l'attacco micidiale, in questo caso una bella botta si è sentita proprio in tutta la sua forza, rimbombato nel palazzetto dello sport, messa a terra questo pallone del 3-2, va al servizio Chione Padova. Ferraris può giocare ancora, brutta questa palla, impossibilitato a giocarla Marazzato perché Tosin gli ha dato una palla bruttissima, anzi Padovan che ha alzato la mano, come dire, colpa mia ragazzi, colpa mia, nessun problema. E allora si gioca ancora, Padovan che deve rimediare, lo fa guardando dietro e trovando un bellissimo appoggio sul numero 14 Pietro Guarise, che è entrato in campo con la motivazione giusta già nel set precedente, ha fatto diverse belle cose, anche lui fisicamente dotato. Adesso rientra in campo anche Gabrieli. E allora vediamo è proprio Guarise al servizio, palla che va sul nastro, si ferma sul campo del Rosà, fuori Guarise, dentro il numero 36 Ferraris, il libero. E allora c'è Chionè che va al servizio, buona Marazzato, e ancora è lui che si incarica, vuole il lungolinea, ma non c'è nessun tocco del muro e quindi time out richiesto subito per fermare, richiesto subito il time out per fermare questo momento che ha visto la compagine padovana avanti di 3 lunghezze, 6-3. Due tecnici sono a colloquio con le rispettive squadre. Tie break naturalmente che carico di pathos, si gioca il tutto per tutto, ogni palla diventa pesantissima, la palla diventa da sfruttare, bisogna non buttarla via, insomma sembra facile, no? Quando si è in campo cambia un po' tutto. Può attaccare Padova, lo fa, ma riesce a rigiocare Rosà, che adesso prova l'impostazione, ma troppo facile questo tentativo di pallonetto. C'era il muro piazzatissimo che blocca sul nascere Matteo Sant'Arcangelo, che aveva tentato di passare con un pallonetto non riuscito.
7° punto per la formazione padovana, con ancora Padovan che va anche Marazzato sembra uscito dai giochi, sembra uscito dalla partita, e allora c'è l'8° punto per la compagine di Padova. Si gira il campo chiaramente sull'8-3, quinto set, tie break, tutti intorno i ragazzi del Padova con la grinta giusta, la voglia per cercare la vittoria, per cercare di portarsi a casa questa finale. Ne approfitta Alice Biasini nel cambio di campo per parlare con i suoi ragazzi, e allora 8-3, 5 lunghezze da recuperare per Padova, che mi pare più decisa, più convinta, più vogliosa, più entrata bene in questo ultimo set, in questo ultimo tie break decisivo, e quindi vediamo se è solo una mia impressione oppure se è veramente così. Ho visto un po' di delusione in Marazzato dalla parte opposta, in Sant'Arcangelo, nello stesso Gabrieli, ma soprattutto in Nicolò Visentin, che ha speso molto per quanto riguarda questa partita, e lo si è sentito, lo si è visto poi nel corso della gara. 8-3, attenzione, qui adesso il momento è di quelli topici, no? Si entra nei momenti importantissimi della gara, soprattutto di questo quinto set, soprattutto di questo tie break. La battuta per Padova, si va, può rigiocare, però se la ributti così puoi far giocare gli altri, e questa volta non ti perdonano. Non perdona Benettazzo, che mette giù questa palla, ma la colpa è di Rosà, che ha provato a giocare e ha provato a dare questa palletta dalla parte opposta, troppo facile, come andare a nozze. 9-3, poi sbaglia Vigato, palla che va sul nastro, si ferma, rientra il libero, mentre in battuta dalla parte opposta si propone Matteo Sant'Arcangelo, con Marchetto, il tecnico, che sta suggerendo alcune posizioni, alcune palle dove mettere. Munarini in bagger, attacca Chionè, prova lunga ma riesce a trovare Visentin, che salva tutto. Marazzato non riesce a chiudere, poi adesso il muro messo bene, si è recuperato all'ultimo per il numero 77 Mattia Gabrieli, che fisicamente ha trascinato l'altra parte del muro in queste mani piazzatissime a dire di no all'attacco di Padova. Quinto punto per la compagine del Rosà, che va al servizio con Sant'Arcangelo. Allora l'attacco, adesso spara Marazzato dalla parte opposta, la tiene, e allora Munarini che alza questo pallone che va? Sì, è rimasto in campo perché c'è stato il tocco a muro poi tra l'altro, e quindi nulla da fare. 10-5, c'è un cambio nelle fila del Rosà, è fuori Padovan ed entra Tosin, il palleggiatore titolare, quindi rientra Davide Tosin. Padovan ha fatto il suo, adesso ci riprova, vediamo se si è liberato la mente Tosin. Palla che va, eccolo Tosin che serve subito Marazzato, palla indietro, sì, palla che viene trattenuta, palla che esce male. Biasini era là, dice giochiamo, non pensiamoci. Ancora qui Marazzato, palla che esce, bravo a guardarla, a lasciarla andare molto bene. 11° punto per la formazione padovana. Altro cambio per Rosà, che cerca di mescolare le carte. Fuori uno stanchissimo
fuori uno stanchissimo Marazzato ed entra il numero 10 Andrea Zaborra. E allora battuta sull'11-6 del Chionè di Padova in prova, palla che non riesce a tenere il giocatore. Bagher che sfila via, 12-6, e allora time out per la compagine del Rosà che ci prova. Non ha mollato prima in precedenza, insomma un po' nel corso di questi set. 8 per Rosà, 12 per la compagine di Padova, che sente un po' il peso dei 3 punti che mancano. Bene ancora su Munarini che si salva, balla schiacciata, Marazzato in Bagher Tosin dalla parte opposta, prova il pallonetto, ci riesce a tenerlo e allora adesso ci riprova ancora, ma può giocare Rosà. Vediamo che cosa conclude, un tentativo che non riesce a mettere a terra, poi il muro, prova a toccare, riesce anche a toccare. Attenzione a questa palla, seconda linea per Sant'Arcangelo che mette dalla parte opposta, può giocare, bruttissima palla, regalata al Rosà che non aspettava altro, regalata questa palla dall'alzatore del Chionè, ed è subito corsa ai ripari Alice Biasini che chiama il time out sul 9 per la compagine di Rosà e 12 per la formazione di Padova. È un set tirato, è come tutti i tie break d'altra parte, no? Ci si gioca veramente fino all'ultimo, morte proprio un po' come i rigori, diciamo, no? Proprio arrivi lì, arrivi tra l'altro anche molto stanco e devi giocartelo. Rosà può giocare ancora. L'attacco con Marazzato che vola ma non riesce a tenere il pallone. 13-9, sempre più vicino Padova alla vittoria finale. Batte proprio Padova adesso il numero 34 Stregliotto che mette dalla parte opposta, c'è Marazzato che la raccoglie, poi un'altra brutta palla di Tosin, troppo sotto, non può fare nulla Visentin. E allora signori siamo al 14° punto ed è il primo match ball per la formazione di Padova. Chionè Padova al primo match ball, vediamo Stregliotto, palla che va, brutto ancora il Bagher dalla parte opposta, free ball, può giocare ed eccolo qui, 15-9, quindi basta soltanto un match ball per chiudere questa partita al tie break per Padova, che nonostante tutto fa abbastanza fatica per aver ragione di Rosà. Una buona gara, una bella gara conclusa per 3-2 per la formazione del Chionè di Padova, che adesso salta in mezzo al campo giustamente felice e contenta. Non è stata una grandissima prestazione, sicuramente può ambire e fare molto di più, però c'è da tener conto naturalmente che è una finale, arrivi a giocarla in determinate maniere, insomma sono giovani, hanno tutto il tempo per crescere, per maturare, per imparare, quindi tutto bene, è stata una bella partita che ci ha portato a commentare 5 set e a vedere la vittoria di Padova. E allora ricapitoliamo: il primo set 25-23 per Rosà Vicenza, il secondo set pareggio per Padova 25-18, poi il sorpasso di Padova 25-17 nel terzo set, il pareggio 25-14 nel quarto set di Rosà e poi la vittoria al quinto set al tie break per 15-9 di Padova, che porta a casa questa finale, vince la Coppa Italia
di divisione. Campione regionale affronterà adesso il Friuli Venezia Giulia, poi andrà avanti, se andrà avanti affronterà il Trentino Alto Adige, e poi vedremo come si arriverà alla settimana finale di Montegrotto Terme. È tutto per quanto riguarda questa partita. Adesso noi ci fermiamo per quanto riguarda i commenti, ritorneremo più o meno tra un'oretta, perché tra sanificazione, tra svuotamento del palazzetto dello sport e poi arriva il femminile, riscaldamento, insomma tra un'oretta ci risentiremo per commentare la finale femminile. A tutti voi buona serata.